Giuseppe degli animali, no? Perché no? Perché no? Perché no? Allora, abbiamo cominciato col cane, sì, anche perché abbiamo voluto ricordare, ed è stato molto bello, la prima barzelletta che tu hai raccontato qui ad Insieme nel 1995, quando ancora Piera era in fasce praticamente. Quanti anni avevi nel 95? Non se lo ricordano? 6. da fare Quindi No. 95, 89, la carusa dell'89. Il mese, ma sapere il mese? Mese? Settembre. Giorno? 14. Così domani siamo consumati. Allora arriveranno i mail. 14 settembre. 14 settembre. Tanto 14 settembre tu solito Insieme Non c'è. No. Per cui c'è fatto, non ti possono arrivare tutti i traffici, cose, email, però te le manderanno sicuramente. Assolutamente. Parlando ancora di animali, Sì. gli animali nelle barzellette, diciamo, sono sempre presenti anche nelle barzellette dei carabinieri, Sì. caro Salvo, perché i carabinieri spesso hanno a che fare con animali, no? Certo. Un esempio di barzelletta che parla di questo argomento è quella dei due carabinieri che finalmente ci avevano arato, Salvo, e loro avevano fatto domanda per fare parte della squadra dei carabinieri a cavallo. Signore, è una bella soddisfazione. Uno che fa il carabiniere, se poi per giunta fa il carabiniere a cavallo, mi creda, è una cosa di grande prestigio, no? Perché la divisa è più bella, insomma, c'è tutta la mantella, poi insomma passeggio col cavallo, Salvo, per le vie della città, una bella cosa, no? Devo dire che tra l'altro quando ci sono le manifestazioni più importanti, c'è i quest'altro carabinieri, uniforme, o i carabinieri, vigili urbani, o i vigili urbani poliziotti vanno a cavallo sicuramente. Esatto. In alto Se non uniforme. che a un certo punto, Sì. insomma, questi due erano due carabinieri a pere, semplici, Sì. camminavano sempre assieme, ci avevano dato finalmente questa autorizzazione a fare i carabinieri a cavallo, una specie di promozione, no? E sempre erano assieme, per cui contentissimi. A un certo punto ci avevano dato un cavallo bianco a uno, un cavallo nero all'altro, che poi si chiamano, come si dice, baio mi pare, no? E l'altro si dice grigio, perché il bianco nel cavallo non esiste. Sì. Adesso non so le terminologie, però ti voglio dire che i due bianco e che i due nero erano, ma differenti, belle, sai, con la criniera meravigliosa, l'auto, insomma, chi la criniera nera l'aveva longa, chi ci aveva messo gel, ce l'aveva fatto tutte belle pettanate giuste, sai, belle, elegante, no? Il primo giorno si papareano per tutta via e tennea con questi cavalli. Tutti che salutavano, i bambini, mamma guarda, c'è il carabiniere a cavallo, sai, tutte queste cose, perché il carabiniere si inorgoglisce di questa cosa, no? Il bambino Udalia, signor carabiniere, che bel cavallo, e chi non ci fa tipo Clint Eastwood, ciao marmocchio, perché fanno tutte queste cose così, no? Se non che... No, scusami, questa è carina. No, Allora, è così, no, non è perché che- io poi quando sento cose che mi piacciono le voglio approfondire. Allora c'è questo carabiniere in E alta fino al uniforme. giorno prima aveva parlato non male, Sì. era uno della serie, che sa, ciao bambino, bello bambino, come sei sembrato? Una volta che chiamava un tuo cavallo che è più John Wayne, Sì, quando no? questo bambino gli si avvicina e gli Lui lo tende la guarda. mano, lui che dice? Ciao marmocchio. Che meraviglia, questo merita l'applauso. Non è così. Guardi, ciao Marmocchio, è meraviglioso. Se non che Sì, a un certo punto, sì, dopo una giornata di grande soddisfazione, di gente che ti saluta, di fotografie fatte con telefonino, insomma, di queste cavalli bellissime che gli danno un altro aspetto al carabiniere, arrivata la sera, la prima sera, a posare queste cavalli nel box. Ora, essendo una coppia che ne scevano assieme, giusto? A un certo punto, dopo che posano i cavalli, dice, senti, Mbare, voglio andare al cinema, perché fanno un film meraviglioso. Dice, che film fanno? Beh, c'è un film bellissimo, che si chiama La Grande Cavalcata. Sì. Certo, dopo tutta la giornata che avevano stato a cavallo, volevano completare la giornata. A un certo punto arrivano in questo cinema, ora Salvo, il film non è che era un film bestia, com'era? di più. Ora, che sarete bestie, io non te lo so dire, forse c'è chiungere qualche bidavante che Guarda, diventa bestia. secondo proprio me c'è un termine siciliano che è perfetto, era scunghiuruto. bravo, scongiuruto, che pare più picca, invece che No, sai. perché quando una cosa è bestia, ma quando è scunghiuruta non lo sai cos'è. È una Ora, cosa che non ha... Come si svolgeva questo film? Primo tempo, Sì. pattevano proprio a prima scena due cavalli, Sì. che uno bianco e uno nero come i suoi cavalli, giustamente, che l'avevano lì nel box, no? Era un cavallo bianco e uno nero che battevano e correvano, arrivavano insomma fino alla fine del primo tempo correndo, poi però finiva il primo tempo e cominciava il secondo, dove invece i cavalli correvano ancora, uguale, preciso. Quindi era tutto così. Il film finiva Che? con la fine della corsa. Ho capito. Attenzione, a metà del film, Sì. arrivata che insomma ero messo a finire dopo il primo tempo, insomma uno dei due dice, collega, dimmi, dice, collega, perché non scommettiamo, dice, questa grande cavalcata, dice, come va a finire? Dice, tu capisci che vinci? Dice, ti vuoi giocare 100 euro che vince il cavallo bianco? E l'altro dice, collega, sai che ti dico? Dice, mi piace questa cosa. Dice, io mi prendo il cavallo nero.
come l'hai io nella vita, se tu l'hai anche, io l'hai €1, tu ti pigli chiedo anche, io mi piglio chiedo €1. Cioè, secondo me vinci chiedo €1. 100 euro, 100 euro. Fanno questa scommessa, la corsa nel film continua, a un certo punto finisce il primo tempo, arrivato insomma al momento in cui si stavano pigliando una bibita, uno dei carabinieri dice, però ce l'hai a dire, vai, il mio collega ce l'hai a dire, dice collega, senti, collega, ti devo parlare, no, dice non mi parlare ora, ti devo dire una cosa importante, no, dice, se dopo la scommessa ne parliamo, no, dice ma te volevo parlare della scommessa, ce ne parliamo dopo, sì. Basta, sassetto, non comincia il secondo tempo, finisce questo secondo tempo sempre cavalcando, salvo vince il cavallo bianco. Ora ne scioda fuori dal cinema, chiedo che aveva il cavallo nero nella scommessa, dice collega, qua ci sono 100 euro. Chiedo, dice, sento collega, io sono una persona onesta, ci sono un carabiniere, non è giusto, dice, poi tu sei un nemico, te lo volevo dire nel primo tempo, non mi faceste parlare. Senti, dice, io dice, in verità lo sapevo che vinceva il cavallo bianco, perché il film me l'aveva vista la settimana passata, per cui me l'aveva picchiato sapendo già che vinceva. Dice, ci ho capito, dice, ma su è picchisso, magari io me l'avevo visto il film. Ma come? Aspetta, dice collega, tu avevi visto il film? Sì, ma ho visto 3 giorni fa. 3 giorni fa? Sì. Dice sì. Dice, ma scusa, dice, allora lo sapevi che vinceva il cavallo bianco? Dice, certo, lo sapevo, ma ho visto 3 giorni fa. Dice, ma scusa, allora perché ti pigliaste chiedo €1? Dice, non lo so, dopo primo tempo me lo passo che un forma oggi. Ho sentito un nitrito di cavallo, lo sento di nuovo. Eccolo. Vabbè, allora, sì, ormai il nostro regista è perfetto, puntuale, ha tutti i suoni.